passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazzano, dai, tutti in piazza. Eccoci qua, l'appuntamento tutti in piazza, quest'oggi si ferma qui a Castelfranco Emilia, alle porte di Bologna, ma pur sempre in provincia di Modena, per la ennesima edizione dell'anno Motori e sapori. Saranno più motori o saranno più sapori? Ecco, questo dilemma che ci arrovella la mente può essere svelato dal patrono della manifestazione che dice quest'anno forse più motori. Potremmo anche essere d'accordo noi, perché durante il corso del nostro girovagare per Castelfranco Emilia abbiamo scoperto che se la tua macchina è da buttare via, non la buttare via, portala a Castelfranco Emilia, perché ti metteranno a nuovo il motore elettrico. Non ci credi? Guardi il servizio. Benissimo. Allora, siamo insieme a Gianni, ormai organizzatore storico di questi eventi, motori e sapori, più motori e più sapori. Più motori però, allora, le nostre, di solito almeno cerchiamo di fare in modo che le nostre manifestazioni siano rigorosamente a tema. Se volete potete visitare il mondo dei sapori, nel senso che ci sono vari banchi delle regioni, di diverse regioni italiane lì presente, ma soprattutto poi abbiamo il tortellino tradizionale di Castelfranco, cotto e servito in brodo di cappone. Tu lo sai, a Castelfranco si mangia solo così. Sì, perché Castelfranco si è accaparrato proprio la naturale esistenza del tortellino. Sapete, a Castelfranco c'è il monumento al tortellino perché? Perché la dotta confraternita del tortellino di Bologna e la San Nicola ha finanziato il monumento. Questo significa che è stato decretato che Castelfranco è il luogo di nascita del tortellino. Perciò per quanto riguarda i sapori, questa è la nostra eccellenza, ma direi così. Per quanto riguarda i motori, stanno arrivando, la giornata tutto sommato lo permette, è nuvoloso, c'è un po' freddino, insomma, però la giornata permette di avere dei bei motori. Fra altre cose vi invito, abbiamo anche una novità, siamo proiettati già verso il futuro, perché oltre alle macchine eccezionali che vedrete in giro, esiste anche una macchina lungo la Via Emilia, l'abbiamo posizionata lì, di un'associazione che ha l'intenzione
proverà a mettere insieme un kit che sembra che vada a buon fine per trasformare le macchine a motore in macchine elettriche. Questa è una gran bella notizia. Guarda, vedi, siamo proiettati Quindi già verso il facciamo futuro. motori, sapori e alternative. Però noi cerchiamo ancora di tenere buone Esatto. queste bellissime Senti, ma io ho macchine. visto anche allora abbiamo visto le Ferrari, le Maserati e le Lamborghini. Sì. Ci azzeccano anche queste a Castelfranco. Beh, allora, la Lamborghini è a 10 km da qua. Voi sapete qua? Guardate che a Castelfranco noi siamo un po' i romagnoli del centro dell'Emilia Romagna. Io credo che quando i bambini nascono facciano un piccolo ruggitino, un ruggito appena appena, perché se voi vedete a 10 km c'è la Lamborghini, a 3 km c'è la Zonda, c'è la Pagani, a 10, 12, a 15 km c'è le Ferrari, cioè le Maserati sono 11 km, siamo circondati. In più abbiamo anche il mondo dei motori, delle moto, la Ducati, e noi siamo, credo, al centro dell'Emilia Romagna, un po' l'ombelico per quanto riguarda il problema, diciamo, della enogastronomia, ma anche quello dei motori. Siamo una terra fortunata. Non fu più appropriato l'ombelico per identificare il tortellino, proprio tutto coincide quindi. Bene Gianni, io ti ringrazio, ti auguro buona giornata. Grazie e a mille, presto. ecco, se volete venire a Castelfranco vedrete delle belle macchine, e se volete degustare dei prodotti eccezionali, perché oltre al tortellino abbiamo anche altre belle cose, abbiamo tutti i prodotti delle eccellenze locali, vale a dire il parmigiano, il prosciutto, eccetera eccetera. Va bene, grazie Gianni. Grazie a voi. Allora, siamo insieme al campione del mondo Lazzarini, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi, perché proprio non ci vogliamo far mancare niente, anche il proprietario della vecchia scuderia Marcheselli. No, eravamo assieme, ecco, non è che fossi l'unico proprietario, abbiamo lavorato assieme. Allora, la cosa simpatica e soprattutto fuori da ogni canone è com'è che siete riusciti a organizzarvi per realizzare questo veicolo. Prima di tutto la passione, poi dopo gli interessi che si accomunano, e una volta c'era la possibilità di comportarsi, costruirsi la moto personalmente o in garage, capito? Adesso non è più possibile. Allora, voi l'avete proprio creata in garage questa moto? Sì, è stata voluta, no? Con tanta passione, come dice Paolo, tante ore di lavoro, anche di notte, ed è riuscita una cosa stupenda, perché siamo riusciti poi a vincere il mondiale. È stata veramente una bella soddisfazione. E come dice il detto, gioie, com'è che non mi ricordo più? Ah sì, donne e motori, gioie e dolori, però di donne secondo me ne avete viste poche dentro quel garage. Si vedevano solo dei pezzi di ferro. Non c'era il tempo, non c'era il tempo. Va bene, grazie e buona giornata. A voi. Allora, attenzione, siamo insieme al gruppo Yaya G e insieme a me abbiamo il presidente, immagino. Sì, presidente dell'associazione Come si chiama? Moser, Valerio Vannucci. Melotti Enrico. Franco Vecchi. Allora, vogliamo spiegare in maniera leggermente dettagliata, perché ci sarebbe da parlare delle ore, qual è il vostro progetto? Allora, il nostro progetto consiste nel realizzare un kit di conversione universale delle auto con motore a scoppio in elettrico. Questa è una cosa meravigliosa, anche perché dà la possibilità, oltre che il risparmio energetico, finalmente di sganciarsi dalle solite problematiche che abbiamo noi con i carburanti. Esattamente, sì. Diciamo che il nostro approccio è un approccio molto ecologico, tra virgolette, perché parte dal concetto del riuso. Quindi noi proponiamo di risolvere il problema legato alla mobilità, dell'inquinamento legato alla mobilità, non sostituendo il vecchio con il nuovo, ma riusando il vecchio, riportandolo al nuovo e installando un sistema di propulsione elettrica. Complimenti ragazzi, siete qui della zona, è vero Franco voi? Sì, siamo tutti, la sede dell'associazione è qui a Castelfranco Emilia proprio. Diciamo proprio l'ombelico in tutti i sensi del mondo, del tortellino. Una cosa Franco ci interessava sapere, quanto può arrivare il costo, quanto può costare questa commutazione in elettrico? Dunque noi abbiamo fatto una stima e contiamo di stare al di sotto dei 10.000 euro, sui 9-10.000 euro finito. Non è ancora in produzione, dobbiamo fare l'omologazione, abbiamo ancora circa un annetto di lavoro per arrivare alla produzione. Bene, noi vi seguiremo passo step by step, come si suol dire. Che
tipo di autonomia può avere un discorso del Il genere? nostro prototipo ha 250 km di autonomia, noi abbiamo preso come modello di riferimento i veicoli metano, quindi le prestazioni sono più o meno le stesse, anche i tempi di ricarica sulle colonnine ad alta velocità sono di 30 minuti, quindi si riescono anche a percorrere delle distanze più lunghe di 250 km. Bene, perfetto, benissimo, quindi avete capito, il futuro parte da Castelfranco. Grazie ragazzi, buon lavoro e fateci sapere. Benissimo, grazie a voi. BMA Assicurazioni a Montecatini Terme ti aiuta a confrontare e a scegliere le soluzioni assicurative più adatte alle tue esigenze. Esperienza e professionalità al servizio del cliente. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Montecatini Terme, Lamberti Moto, rivenditore autorizzato di Honda e Yamaha Caballero. Inoltre, abbigliamento e accessori vari. Officina autorizzata e generica. Gabriele e il suo staff garantiscono professionalità e passione. Liri, da 35 anni, al vostro servizio. Centro montaggio e vendita pneumatici di tutte le marche. Ci trovi a Duzzano. A Montecatini Terme, Ottica Silvestri soddisfa le vostre esigenze visive grazie a professionisti che sapranno consigliarvi le migliori soluzioni alle vostre esigenze. Contattaci. A Montecatini Terme, dal 1945, pastificio P&P utilizza materie prime di alta qualità del territorio per prodotti realizzati artigianalmente, rispettando tradizione ed innovazione. Tortellini, ravioli, cappellacci con farciture fantasiose per rendere la tua tavola un'esperienza indimenticabile. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza!